lunedì la decisione del Ministero della Salute, attesa solo la firma, chiudono tutte le scuole, i negozi, i parrucchieri, spostamenti solo per necessità e con autocertificazione. Per il governatore Zaia resteremo rossi per 2 o 3 settimane, chiesti al tavolo con il governo ristori immediati, congedi automatici inseriti nel decreto, approvato il protocollo per le vaccinazioni in azienda. Vaccino AstraZeneca in Veneto, segnalate in tutto 349 reazioni, solo 12 quelle più importanti, 7 legate al lotto incriminato, reazioni normali come febbre e dolore alle ossa. La dirigente dell'ufficio scolastico regionale invita gli insegnanti ad avere fiducia nei vaccini, guardiamo ai grandi numeri, fino ad oggi è stato vaccinato il 41,7% del personale. Albergatori, commercianti, imprenditori chiamati a raccolta Jesolo dai lavoratori stagionali, il flash mob Uniti si può in Piazza Aurora. Traffico bloccato sulla Feltrina, dove questa mattina è andata di nuovo in scena la protesta delle imprese. È un incubo, devono darci subito risposte. Case svaligiate in tutto il nord-est, arrestata dalla squadra mobile di Padova una banda di ladri rom, colpi tra Padova, Venezia, Pordenone e Ferrara. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Partiamo da una conferma: il Veneto diventerà rosso a partire da lunedì. La firma ancora non è arrivata, però la conferma c'è ed arriva da fonti governative. Oggi Zaia in qualche modo in conferenza stampa l'aveva anticipato, dicendo che l'RT in Veneto è salito a 1,28. Poi questa mattina l'incontro con il governo e gli enti locali in videoconferenza, dove il Veneto ha fatto delle richieste precise. Sentiamo. Quanto durerà? 2-3 settimane, ho l'impressione che sarà il periodo fino a Pasqua. Del resto a Pasqua si andrà a sovrapporre al decreto che stanno facendo, che comunque imporrà rosso anche a chi non lo è. Ore 12:40 il governatore Zaia comunica che l'RT del Veneto è salito a 1,28. Con un valore sopra l'1,25 è previsto il passaggio in zona rossa, ma la conferma arriverà dal governo soltanto nel pomeriggio. Attività ferme, scuole chiuse fin dall'infanzia. 2 le richieste messe sul tavolo dalla Regione nel corso dell'incontro di questa mattina con governo ed enti locali. La prima è per le famiglie. È fondamentale che il governo, faccia appello al governo, introduca già in questo decreto o parallelamente a questo decreto, ma contemporaneamente a questo decreto, il tema dei congedi parentali, dei bonus babysitter e di tutto quello che ne deriva, per dare un minimo di luce in fondo al tunnel alle famiglie. La seconda è per tutto il mondo produttivo, le partite IVA che in questi giorni stanno manifestando la loro insofferenza. Abbiamo chiesto che i sostegni ci siano, c'è stata rassicurazione rispetto alle nostre imprese, la vogliamo vedere materiale sta rassicurazione, non è che possiamo dire arriveranno. Le misure siano automatiche, dunque inserite direttamente nel decreto, e poi la richiesta di uno speaker ufficiale per le istituzioni che rappresenti il mondo scientifico. Oggi nessun cittadino sa qual è più la voce ufficiale e questo è un limite non da poco, soprattutto in un momento di crisi come questo. Per la campagna vaccinale la Regione ha chiuso e diffuso il protocollo per le aziende, con cui verrà aperto un nuovo canale. Le aziende inizieranno a somministrare il siero in autonomia con le dosi consegnate alla Regione. Lo sottolineo, sarà a macchia di leopardo, qualche azienda pian piano inizia timidamente, appena riusciamo ad andare, a quel punto avremo tutto il turismo che si vaccinerà, tutti gli operatori, avremo tutti gli artigiani che vanno per le case che saranno vaccinati, insomma quello che dovrebbe accadere. Per chi lo vorrà, oltre ai lavoratori, il siero sarà iniettato anche ai loro familiari over 60. La conferma arriva dal senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Ho sentito il ministro Speranza scritto in un post su Facebook: il Veneto diventa zona rossa, stringiamo i denti ancora un po', sosteniamo chi è in difficoltà con adeguato sostegno, avanti con una campagna vaccinale all'altezza. Dunque, che cosa cambia da lunedì con il passaggio in zona rossa? Lo vediamo nel prossimo servizio. Chi sperava che i numeri del contagio ci risparmiassero le misure più dure è rimasto deluso. Da lunedì anche il Veneto passa in zona rossa e si torna a vivere come un anno fa, un inizio di primavera chiusi in casa. Ecco come cambia la nostra vita in zona rossa. Da lunedì è vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio comune, salvo che per giustificati motivi di lavoro, salute e necessità. Obbligatoria l'autocertificazione. In zona rossa non è possibile andare a trovare amici e parenti. Pesanti le conseguenze per le famiglie. Scatta infatti la chiusura della scuola di ogni ordine e grado, dagli asili nido alle superiori. Lezioni in presenza possibili solo per i disabili. Dovranno abbassare le serrande tutti i negozi, eccetto chi vende generi alimentari
alimentari e di prima necessità, farmacie, edicole, tabaccai, negozi di ottica e ferramenta. Chiusi bar e ristoranti, consentita la consegna a domicilio e l'asporto, non da bar senza cucina dopo le 18. Per quanto riguarda i servizi alla persona, dovranno chiudere anche parrucchieri, barbieri e centri estetici. Inizia un nuovo difficile periodo di restrizioni che si spera sia l'ultimo. Ovvio che le ripercussioni soprattutto economiche saranno forti e quindi l'appello al governo è quello che insieme alle chiusure vengano annunciati anche i ristori. Però mi pare di aver capito che il governo Draghi, supportato questa volta anche dalla Lega, va esattamente in questa direzione, quindi sono convinto che anche i supporti economici arriveranno e poi chiedo anche di fare grande attenzione a quegli aspetti morali e psicologici che ci stanno mettendo davvero tutti a dura prova. Quindi oggi dobbiamo dimostrare di essere una comunità, dobbiamo stringerci e dobbiamo far squadra, aiutarci nelle difficoltà e sono convinto che sarà l'ultima fase di restrizioni che dovremo affrontare. Il rosso è inevitabile se vogliamo bloccare il più possibile appunto la trasmissione del virus e dei contagi. Ho saputo ieri che stanno arrivando comunque grossi quantitativi di vaccini, per cui io sono certo che l'unica via per risolvere il problema sono le vaccinazioni di massa. Ben vengano e il più presto possibile. Un passaggio non inaspettato ma che comunque infligge un duro colpo all'economia. Andiamo a Venezia. Ho poverto che me l'aspettavo ed è anche giusto. Prima si finisce, prima si conclude e dopo basta. Speriamo che dovrebbero fare di più zona rossa, più concentrata e dopo per far finire prima questa cosa. È un problema perché per muoverci non sappiamo come dobbiamo gestirci adesso. Aspettarcela ce l'aspettavamo, sarà un problema con il lavoro, tutto quanto. Che già adesso non si trova lavoro, col discorso che già siamo stati tutti chiusi. Sarà ancora più difficile trovarne. Loro continuano a fare questo sbaglio di chiudere e riaprire e non risolvono il problema. È il della parte orientale dell'Italia, perché in Cina e di là non hanno più niente. Io come cittadina italiana mi vergogno di essere italiana. Apri e chiudi e rimaniamo sempre uguali. Solo che comincia a farsi pesante dopo un anno. Io non me l'aspettavo, soprattutto perché anche lavoro in aeroporto, per noi è un disagio enorme. Abbiamo pochissimi voli al giorno e la situazione veramente era imprevedibile. Siamo appena andati per esempio in un negozio di divani, erano anche là disperati perché non sapevamo se ordinare le cose perché da lunedì sarà di nuovo chiuso e quindi è una cosa a catena, se non moriamo di Covid si muore di altro per l'economia e quant'altro. Ben venga la zona rossa e certo che bisogna abituarsi un po' ad ulteriori limitazioni perché così non si può andare avanti, insomma. Adesso poi c'è il problema del vaccino, e c'è tutto un gioco psicologico che comunque non fa stare tranquilli. Non posso vedere i miei nipoti. A proposito di vaccino facciamo il punto su AstraZeneca dopo il ritiro del lotto ormai chiamato da tutti incriminato. Vediamo quante sono state le reazioni parzialmente avverse in Veneto. Ieri si è interrotta la somministrazione di questo vaccino. In totale praticamente di AstraZeneca ne sono state somministrate 48.000. Ad oggi, ha spiegato la dottoressa Russo nel corso del punto stampa, delle 48.000 dosi totali di AstraZeneca, 20.500 fanno parte del lotto bloccato e di queste 17.276 sono state somministrate ai cittadini. Altre 3.000 sono ferme in magazzino. Credo che la cosa più importante sia capire se delle dosi di AstraZeneca che sono state somministrate in Veneto, ci sono state delle reazioni importanti. Per quanto riguarda AstraZeneca, in generale, ieri tutti i lotti, quindi sono state segnalate 349 reazioni. Tutto AstraZeneca e sono tutte reazioni lievi, nel senso tranne 12
sono tutte reazioni locali. 7 di queste fanno parte del lotto precauzionalmente bloccato. E voglio dire anche che noi siamo una delle regioni che segnala di più a livello nazionale, perché da sempre, ma lo vedete anche nei report di AIFA, da sempre abbiamo sempre sottolineato l'importanza della segnalazione. Su AstraZeneca, Russo poi specifica. Chi l'ha fatto 3-4 giorni fa e non ha avuto niente, di non stare lì ad aspettare che insorgano sintomi, perché al momento non abbiamo nessuna evidenza, nessuna segnalazione di aumentare o di dare un messaggio alla popolazione di attenzione nei confronti, insomma, di quello che si verifichi dopo l'inoculazione, si è verificato dopo l'inoculazione del vaccino. Quindi non abbiamo avuto indicazione di cambiare nulla rispetto a quello che dicevamo fino a ieri mattina o ieri pomeriggio. L'ultima domanda invece è per chiarire dei dubbi che ci sono arrivati da alcuni lettori. E una persona vaccinata, prima e seconda dose, può ancora essere infettata dal virus, corretto? Allora, il vaccino ha un'efficacia pari al 100%. Il presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Padova, Stefano Merigliano, rassicura sull'efficacia e sulla sicurezza di AstraZeneca. Siamo proprio in un sistema che garantisce sicurezza e trasparenza. Non abbiamo messo sotto la sabbia la notizia, perché per noi addetti ai lavori è la tranquillità che il sistema è sicuro. Si deve avere fiducia nella scienza, il vaccino è l'unica strada per uscire dalla pandemia, a dirlo il professor Stefano Merigliano, presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Padova, commentando il ritiro del lotto di vaccino AstraZeneca dopo la comparsa di 2 possibili casi con reazioni avverse gravi. A Padova, secondo i dati dell'USL 6, sono state somministrate 7.453 dosi del lotto ABV 2856, 3.300 ai dipendenti universitari, 2.753 ai poliziotti della questura e 1.400 al personale della scuola. In nessun caso si sono registrate reazioni gravi, ma solo i classici sintomi post-vaccino come febbre e dolore muscolare. Per Merigliano non si devono dunque fare allarmismi. Le manifestazioni gravi compaiono nell'arco delle prime 12-24 ore e non vanno confuse con le normali situazioni di reazione ad un vaccino. Quindi intanto tutti quelli che hanno avuto il vaccino e che è passato 24-36 ore possono avere avuto una puntata febbrile, un po' di dolore alle ossa, hanno preso un antinfiammatorio, eccetera, e oggi stanno bene, non corrono nessun rischio, perché la reazione è una reazione immediata. Una rassicurazione importante, la dimostrazione è che la vaccinazione è ripresa senza defezioni. Nella sede della Croce Rossa di Padova si sono presentati tutti i dipendenti dell'università in programma per essere vaccinati in queste ore e le somministrazioni sono state regolari anche in fiera e in tutti i centri vaccinali della provincia. Da queste ore è attivo anche un link internet dell'USL 6 per la prenotazione delle vaccinazioni per il personale della scuola e in appena 2 ore si sono prenotate già 3.050 persone. Indubbiamente fa impressione questo morto correlato forse correlato al vaccino, ma abbiamo 100.000 morti da Covid in Italia e l'unico modo per andarne fuori è la vaccinazione. La rassicurazione arriva anche dalla dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, il suo messaggio agli insegnanti e poi il 41,7% del personale docente e non è già stato vaccinato. Non è solo il vaccino da tenere presente, ma anche le modalità di somministrazione e di conservazione. Quindi manteniamo la calma e guardiamo ai grandi numeri che invece ci danno delle indicazioni assolutamente positive. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, Carmela Palumbo, sposta il focus dell'attenzione sui numeri della campagna vaccinale del personale scolastico che in Veneto ha raggiunto ad oggi proporzioni di rilievo. 39.652 docenti e operatori immunizzati, pari al 41,7% di tutto il personale di ruolo e non. Una mole di lavoro importante, costantemente monitorata. Per questo il ritiro del lotto AstraZeneca in via precauzionale non deve spaventare il corpo docente. Se si riesce a fare uno sprint, diciamo nella prossima settimana, secondo me in una decina di giorni, massimo
dovrebbero essere vaccinati tutti gli aventi diritto. Noi non abbiamo segnalazioni al momento di reazioni avverse gravi, ma appunto i soliti sintomi che avete già descritto appena adesso. Quindi insomma io vorrei infondere tranquillità nel personale docente e soprattutto invitarlo a continuare a vaccinarsi. In un Veneto che sta addirittura svolgendo le prove invalsi da remoto in questi giorni, con il 9,1% di studenti al 100% in DAD. Fino ad oggi la notizia del passaggio di colore al rosso non può che addolorare. Lo conferma Palumbo, forte di poter vantare di aver tutelato e assicurato, fino ad oggi almeno, la presenza sempre ai più piccoli dell'infanzia e agli studenti della scuola primaria. Chiaramente la didattica in presenza, soprattutto per i ragazzini più piccoli, ha un valore aggiunto, questo non ce lo nascondiamo, insomma. Siamo alle categorie economiche, continua la protesta degli invisibili, allora andiamo in piazza Aurora dove in tanti tra albergatori, commercianti, categorie stanno protestando. Per noi lì c'è Lucio Zanatto, eccoti, ti vediamo Lucio, buonasera. Buonasera Anna, buonasera ai telespettatori di Antenna 3, mi trovo in piazza Aurora con il collega Nicola Marcato, stiamo attendendo la partenza di questa manifestazione da parte delle categorie di questo territorio, sono con Sabina Bellina. Perché avete organizzato questa manifestazione? Siamo qui per gridare praticamente lo sdegno di questa situazione, non ne possiamo più, ci siamo uniti lavoratori stagionali, imprenditori, commercianti, artigiani, tutto per quanto riguarda il comparto del turismo. Siamo stanchi, vogliamo certezze e i giochi stanno diventando troppo lunghi. Perciò siamo qua per gridare i nostri diritti, vogliamo lavorare e questo è innegabile ed è una situazione che non si può più sostenere perché non si può andare avanti così. Ecco, la manifestazione, sono qua nel Grendene, come si svolgerà? Perché partirà, ricordiamolo, alle 19. Sì, niente, ci siamo i lavoratori stagionali, i lavoratori invisibili, gli imprenditori, è aperta a tutti, albergatori, commercianti, artigiani, tutto il comparto turistico e tutto l'indotto del turistico, perché ricordiamoci che c'è un indotto molto grosso alle spalle e noi inizieremo dandoli là, diciamo, con dei discorsi e dopodiché chi vorrà potrà dare voce alle proprie situazioni, insomma. L'ultima battuta è: ma chi sono gli invisibili qui? Qui gli invisibili sono i lavoratori che sono stati esclusi da ogni aiuto dello Stato da marzo 2020. Bene, seguiremo ovviamente questa manifestazione per il telegiornale di Venezia, quindi appuntamento a più tardi lì nello studio. Grazie Lucio Zanatto, in piazza Aurora Jesolo con Nicola Marcato, grazie, buon lavoro. Allora al prossimo collegamento una nuova protesta invece questa mattina, di nuovo il gruppo Veneto Imprese Unite, le partite IVA ha bloccato il traffico al grido di fermi noi, fermi tutti, andiamo sulla Feltrina. Ci spiace per le persone che magari oggi hanno perso una mezz'ora per andare a lavoro, ma le nostre aziende stanno morendo piano piano e quindi c'è bisogno di capire che le nostre realtà stanno veramente soffrendo tanto. Abbiamo fatto code, tutto, però ripeto, qualcosa dobbiamo fare perché con le promesse non si va avanti e purtroppo è solo promesse, promesse, promesse e io sono preoccupato. Quasi si scusano per i disagi arrecati gli imprenditori che per la seconda mattina consecutiva si sono riversati sulle strade della Marca per rallentare il traffico come forma estrema di protesta. La voglia, forse la necessità di farsi sentire è tanta, soprattutto di fronte a un decreto sostegno che va a rilento, proprio come il serpentone di auto che si è creato in entrambi i sensi di marcia sulla Feltrina. Un gruppo di Veneto Imprese Unite infatti è partito da Treviso dopo essere stato sul PUT, un altro da Pederobba. L'idea era comunque quella di trovarci a metà strada, solo che noi abbiamo avuto un piccolo imprevisto che siamo stati fermati dai carabinieri e quindi abbiamo terminato un po' prima il nostro viaggio nei pressi più o meno di Biadene. Nessuna sanzione è stata comunque elevata e del corteo è stata data comunicazione alla questura, il ritrovo quindi nel piazzale di questa carrozzeria non solo ristoratori o baristi. Ma la filiera della ristorazione, che può essere l'agroalimentare, appunto il mio settore delle bevande, ci troviamo in vera difficoltà, stiamo vivendo un incubo. Io sono un cuoco e adesso come ora sto lavorando pochissimo perché queste sono le conseguenze. Penso che andremo anche avanti perché dobbiamo farci sentire spesso per tutta Italia.
Ed ora pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati, ripartiamo dalla cronaca con l'operazione della squadra mobile di Padova. Una banda che svaligiava case in tutto il nord-est, Predoni, Rom, è stata arrestata. Erano specializzati nei furti in abitazione in tutto il nord-est. Una banda di Rom è stata arrestata dalla squadra mobile mentre era intenta a svaligiare una casa nel quartiere Palestro di Padova. La tecnica era semplice e rodata, giravano in auto pattugliando i quartieri residenziali, poi le due donne venivano scaricate vicino alle case vuote e l'uomo autista si allontanava e parcheggiava l'auto poco lontano in parcheggi più affollati per non dare nell'occhio. I 3 arrestati sono 3 rom di origine croata, sono accusati di aver commesso furti tra le province di Padova, Venezia, Ferrara e Pordenone. A gennaio erano stati fermati a Sastino di Livenza perché a bordo di un'auto sospetta. I 3 sono ritenuti responsabili di aver derubato alcuni anziani con la tecnica dell'abbraccio e di aver razziato delle abitazioni nel Trevigiano. La banda si spostava in continuazione dormendo in auto o in hotel. Quando entravano nelle case razziavano soprattutto gioielli e alcuni monili sono stati rivenduti ai compro oro, da cui i poliziotti sono risaliti ai furti compiuti nei primi di marzo a Mestrino e Sastino di Livenza. Giovedì la squadra mobile li ha intercettati e pedinati a Padova. Le 2 donne hanno cercato di entrare in un appartamento credendolo vuoto, ma l'anziana proprietaria era in casa e ha urlato. In quel momento i poliziotti hanno fatto irruzione e bloccato le ladre mentre tentavano la fuga. Fermato anche il complice autista che le stava aspettando nel parcheggio di un supermercato. Cambiamo decisamente argomento, un progetto per valorizzare il centro fondo Campomulo e tutto l'altopiano. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Un progetto per valorizzare l'intera area del centrofondo Campomulo. L'imprenditore Bruno Zago si è aggiudicato il bando per la gestione di tutta la struttura, un progetto importante che prevede come primo passo il miglioramento di tutte quelle che sono le piste da sci da fondo, ma l'obiettivo è quello di portare il rifugio Campomulo in classe A. Ne beneficeranno l'economia e lo sport di tutto l'altopiano. Il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, ha coniato il payoff di tutto questo progetto. Da centrofondo Campomulo a una nuova versione. Campomulo, 2 punti, il centro del fondo. Ho voluto coniare questo nuovo nome a Campomulo per dare sempre discontinuità con il passato, ovviamente. Il futuro è un futuro veramente importante, un futuro fatto di investimenti. Con questo nuovo progetto l'intento è quello di arrivare sicuramente ad ospitare a livello di Olimpiadi qualche nazionale sull'altopiano, a Gallio in particolar modo, piuttosto che sul rifugio centro Campolongo di Rozzo, per poter veramente dar lustro anche allo sci di fondo qui in altopiano. Il progetto prevede una spa, un'area ristorazione, nuovi parcheggi e un nuovo plateatico. I lavori verranno realizzati in più stralci a partire dai primi di aprile. L'obiettivo mio è quello che ai primi di aprile che ci sia già un'impresa che entra nel rifugio e incomincia a fare ordine. Questo per noi era l'ultimo servizio, andiamo con le previsioni del tempo e dopo di noi l'informazione che arriva dal territorio veneziano. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica stabile, anche se un impulso perturbato proveniente dall'Atlantico potrebbe causare qualche disturbo nel corso del weekend. Il dettaglio di sabato 13 marzo. Sul Veneto sarà una giornata in gran parte soleggiata, lo vediamo dalla grafica, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche foschia al mattino, ma in diradamento. Entro sera possibili addensamenti sui settori dolomitici con locali precipitazioni associate. Clima ventoso con temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime tra 11 e 15 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole, annuvolamenti dal pomeriggio sui monti, in queste aree entro sera possibili piogge. Temperature minime tra 3 e 8 gradi, massime sui 12-13 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, tempo sempre stabile con un ampio soleggiamento, insomma sarà una bella giornata con cielo sereno o velato. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 17 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.